Crescono i furti nelle abitazioni nella frazione di Cabianca a Chioggia e i residenti danno vita a una rete di sorveglianza. Attraverso le azioni dei cittadini della frazione di Campagna, il primo avvistamento di qualche auto sospetta scatterà l'invio di SMS fra i residenti ed è in arrivo un possibile allarme generale attraverso una sirena che potrebbe suonare in qualsiasi ora del giorno o della notte in caso di furto. Un palliativo da parte dei residenti oramai vittime di ladri e furti che chiedono un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Nel frattempo chi fa da sé fa per tre. Il sottopasso della stazione di Quarto d'Altino come una piscina pubblica. Ogni volta che piove chi deve andare a prendere il treno deve portarsi gli stivali da casa perché il passaggio pedonale si allaga sempre. A denunciare la situazione il comitato pendolari di Quarto d'Altino con Luciano Ferro che chiede attenzione anche per le persone più anziane costrette ad attraversare il sottopasso rischiando di scivolare e farsi male. Una stazione martoriata dal maltempo senza una pensilina per ripararsi, l'ascensore che non funziona e da anni il sottopasso che si allaga. Il comitato promette battaglia. Il 3 febbraio un presidio davanti alla stazione di Santa Lucia a Venezia e l'8 febbraio sotto il Palazzo della Regione. Antonio Canova sbarca al Metropolitan Museum di New York. 7 opere del grande artista di Possagno infatti saranno nella Grande Mela da domani fino al 27 aprile. Una serie di modelli di gesso a grandezza naturale appena restaurati raffiguranti scene del Vecchio e Nuovo Testamento realizzati per il Tempio Canoviano, un mausoleo dell'artista adiacente alla casa di Possagno a Treviso. Le statue avrebbero dovuto essere 32 ma l'artista ne completò solo 7 prima di morire. I rilievi saranno presentati per la prima volta agli Stati Uniti, 6 arriveranno dalle gallerie dell'Accademia mentre uno direttamente dalla Gipsoteca di Possagno. La diagnosi arriva in ritardo e un'impiegata di Marano decide di denunciare le poste. Il referto sepolto sotto 3 settimane di giacenza a causa dell'assenza di 2 portalettere di Marino di Piave avrebbe dovuto essere consegnato già un mese fa, ma l'impiegata, dopo vari tentativi di reperirlo di persona, non ha avuto altra scelta che rivolgersi ai carabinieri per spiegare che non si trattava di una semplice cartolina di auguri ma di un esito di un attack pack che confermava la presenza di un linfoma di 13 cm. A catena il ritardo degli accertamenti e dell'avvio della chemioterapia ed ora l'impiegata ha sporto denuncia anche se alla donna non interessano risarcimenti. Il principio dice che se ci si presenta all'ufficio postale per una cosa urgente non bisognerebbe poi ricorrere ai carabinieri per avere la propria posta. Non accettava di essere stato lasciato, così per cercare di convincere la ex a tornare le ha mandato un MMS in cui diceva si sarebbe ammazzato, con tanto di foto con pistola puntata alla tempia. Il 33enne di Chioggia però è riuscito solo a spaventare la ragazza di Piove di Sacco che, temendo per la vita di questi, ha mandato i carabinieri a casa sua. L'imbarazzo nello spiegare che in realtà la foto era solo un fotomontaggio per cercare di convincere la ex a tornare. Ora il giovane è stato denunciato per procurato allarme e dovrà rispondere di fronte al giudice.